Ma come abbiamo avuto modo di dire più volte, lo ribadiamo anche dopo aver ascoltato le parole del Ministro Gentiloni, l'Europa non ha bisogno di costruire dei muri interni e soprattutto non possono esserci paesi europei che agiscono da soli all'interno di un sistema che ha bisogno invece di muoversi con politiche comunitarie. Sappiamo che è complicato e difficile, però ci sono già stati diversi incontri del Consiglio d'Europa. Noi chiediamo all'Austria di ripensarci, anche perché crediamo fermamente che non sia quella la soluzione, ma che si debbano trovare delle soluzioni insieme, alle quali abbiamo già iniziato a lavorare e sulle quali dobbiamo continuare. Tra l'altro il tavolo di Vienna è molto importante per la pacificazione della Siria, l'Italia fa la sua parte, una parte importante insieme all'alto rappresentante per le politiche estere europea. Ci sono tutte le condizioni per cercare di migliorare la situazione in Libia. Non a caso è stato molto importante il viaggio del ministro degli esteri italiano che si è tenuto ieri. Quella è la strada giusta e nel frattempo alzare ulteriori muri, leggo che si sta alzando anche quello tra l'Austria e l'Ungheria, non ci sembra ancora una volta una soluzione. Il Friuli Venezia Giulia sta monitorando comunque tutti gli ingressi con grande attenzione e con un costante collegamento con il Viminale a Roma. Ovviamente anche noi esprimiamo preoccupazione per quello che può accadere dalla chiusura delle frontiere, tanto più che una preoccupazione, vale la pena ricordarlo, anche economica. Se i dati che ci sono stati dati da Conftrasporto sono dati che troveranno conferma, la chiusura fatta in questo momento alla frontiera del Brennero può portare fino a 140 miliardi di euro di danni.